ma altre cose, altri finanziamenti, ripeto, per la prima volta, no, dall'anno scorso, invece sono io, non sono stati erogati. Erano l'ultimo finanziamento, mi pare, dal NASCO che è stato nel 2008 di 115.000 euro sempre per la campionaria, ormai non meno di 200.000 euro, quindi noi abbiamo fatto tutto il record senza questi finanziamenti. Ma proprio noi non vogliamo questi finanziamenti perché vogliamo in modo differente il nostro modo di fare fiera e di fare impresa, perché noi dopo 6 mesi di gestione abbiamo cercato di cambiare questo modo di pensare, stiamo cercando di aggredire i fondi comunitari. Ripeto, abbiamo circa 10 milioni di euro se riusciremo a intercettare, essendo una fiera internazionale, studiandoci bene i bandi, guardando dove sono allocate le risorse, non date per la fiera, ma date per tutti. Poi chi è bravo se le va a prendere, chi ha progettualità, chi ha intelligenza, chi ha la voglia di lavorare. Noi speriamo di essere in questa fase, se riusciremo a fare questo, credo che questa possa essere la via per rimettere la fiera nei circuiti internazionali. Io penso che sia proprio questa la via. Spero solo che nessuno continui a mettere il bastone tra le ruote, ma magari di questo qua ne parlerò all'inaugurazione, però non è il momento di parlare di queste cose. Ho finito, se avete delle domande siamo qui proprio per prego. Il Presidente ricevuto poco tempo fa ha detto che questa sarà l'ultima fiera campionaria in quest'area. Lei come risponde anche alla possibilità di un trasferimento alla Sanderson come auspica ricevuto? La ringrazio per questa domanda perché mi piacerebbe rispondere tutte le 6. Ora, al di là di queste estemporanee uscite del Presidente ricevuto, perché non voglio fare polemica, ma abbiamo avuto diverse, avevo 3-4 incontri che sono saltati non mai per motivi miei, ma sempre per motivi, una volta del Presidente dell'ESA o per motivi del Presidente ricevuto, devo andare 3-4 volte a vedere la Sanderson, proprio perché io lo conosco bene, sono stato consigliere comunale dal 98, sono Presidente del Consiglio, conosco bene le aree e le problematiche di questa area. C'è un problema di bonifica ambientale per la quale sono già stati finanziati 500.000 euro subito già, ma non sono sufficienti, ce ne vorranno almeno 1,5 milioni o 2 milioni di euro. Per fare la bonifica di un'area di 70.000 metri quadri, credo ci vogliono almeno 2 anni, almeno 8 mesi, insomma, qualora si lavorasse a sprombattuto e qualora la politica fosse pronta a erogare il finanziamento. Per cui così devono costruire i padiglioni. poi si devono costruire i padiglioni. E i padiglioni, allora, abbiamo visto noi con il tram, abbiamo visto con gli svincoli, abbiamo visto tante cose. Forse utilizzando una procedura differente, anche qui abbiamo 15 milioni di euro pronti, cioè, per poter costruire i padiglioni, perché io ho intercettato che l'anno prossimo andranno in perenzione. Quindi poi non ce lamentiamo, diciamo sempre che i fondi a Messina vanno a Palermo, questa frase fatta sempre per attaccare il governatore, tutti i soldi vanno a Catania, non è vero. Io devo dire che a Catania una classe imprenditoriale sveglia, attenta, che va a intercettare tutti i finanziamenti regionali, così come fanno a Palermo, come fanno in tutta Italia. Noi abbiamo 15 milioni stanziati dall'onorevole Beninari nel Colporto del 2006 che stanno per andare in perenzione. Noi perderemo 15 milioni di euro per non aver trovato un'area adeguata per spostare la fiera. Sono 15 milioni dati per le aree fieristiche. Siamo restati l'unica fiera internazionale in Sicilia che sorprende solo noi, gli altri 10 milioni che erano nel PIST sono solo per le aree messinesi, per la fiera di Messina, quindi abbiamo una potenzialità di 25 milioni di euro. Immaginare quello che si può dare anche come lavoro, come stimolo alle imprese locali, poi con una fiera costruita bene quello che si può fare. Però se non si riusciamo neppure a incontrarci per definire queste cose, o per ritornare alla sua domanda, facciamo delle esternazioni, tipo l'ultima fiera che si farà qua, certo, si ci buttano fuori l'ultima fiera. Non credo comunque che la provincia abbia molta competenza peraltro su quest'area, semmai credo sia il sindaco, perché la provincia, oltre ad essere nostro socio, se vorrà continuare, può sentire una grande polemica, però alla polemica devo seguire gli atti. Se la provincia volesse uscire da questa società, basta una delibera di consiglio, e la provincia esce fuori, non c'è nessun problema, nessuno la tiene, se non credono nello sviluppo della fiera, se pensano di farlo meglio con i loro assessorati, vediamo i risultati che hanno avuto, ma lo facciano pure, a casa sua è pronto il padrone di fare quello che vuole. Certo, competenze in quest'area non ne ha, il comune ce le vuole avere assolutamente, portare dei progetti. Al momento però io credo che il tempo delle chiacchiere è finito, si ragiona con progetti e con carte alla mano. Poi continuiamo a fare sempre chiacchiere ogni volta che, non mi riferisco a ricevuta, ma in generale, in ogni pubblica, basta avere il microfono in mano e dire quello che in quel momento ci passa per la testa. Io credo che si fa un bel servizio alla città, perché una cosa del genere, dico, sì, la fiera ripeto, potrà andare via se qualora la portuale, che è la deposizione dei locali, ci mandasse via,
Cioè, si decreterebbe la fine di un ente di 70 anni di storia e si metterebbe in mano anche questo ente a qualcuno che magari a Carrani già sta lavorando bene con le CPR, che però non ci sta toccando. Cioè, attenzione, questo volevo dire bene, ho sentito troppe chiacchiere su questa vicenda. Cioè, la Regione sta dando la possibilità di intercettare questi fondi, 25 milioni di euro ci sono, la città di Messina non riesce a trovare un'area per la fiera, non riusciamo a intercettare i fondi, non lo so, dico, se poi si fondi prende qualche altro o va di intervenzione, vengono utilizzati per fare magari una superstrada ad Agrigento, non ci dobbiamo poi lamentare se noi abbiamo perso questi fondi e poi continuiamo a piangerci addosso e vogliamo sempre le erogazioni liberali. Quello non è più possibile. Prego. Ottima risposta, anche perché bisognerebbe aggiungere dal punto di vista giudiziario che sull'ex Anderson a starci cauto c'è un fascicolo immenso, perché sono più reati, probabilmente andranno in prescrizione, ma non mi pare che sia riuscito a ricevuto che è assolutamente fuori dalla legge. Quindi non penso che per il tema, se l'ex Anderson non esiste. Ma da qui a non so quanti anni, poi giustamente il Principato ha detto costruiamo, bisognerebbe lo scrivere, per fare questo bisognerebbe rispondere. Per scrivere ci vogliono 5 anni minimo, con i tempi nostri diciamo. E l'area ESA non è nostra, attenzione. Ma a parte, c'è un fascicolo immenso, io violazione di segreto istruttorio non ne faccio, almeno questa sera. Quindi c'è un fascicolo giudiziario, c'è un'apertura che risale a qualche anno fa, quando qualche anno fa ipotizzavamo un intervento più immediato. C'è un intervento della Guardia di Finanza, c'è un intervento del numero dei carabinieri, c'è tante cose, impossibile. Quando il prezzo è sceso a 16 milioni? Quando il prezzo è sceso? Fermiamoci qui, fermiamoci. Allora, detto che migliore auguri ovviamente anche dal punto di vista cronistico, sono due sole cose che sono secondo me negative, l'apertura e la chiusura. Non so fino a che punto sia imputabile al commissario o agli altri. Allora, la prima è la più grave in assoluto perché purtroppo la scelta, non so da parte di chi, di individuare come colui che taglierà il nastro nel sottosegretario della disgrazia del partito di Sterbianco Reina, non so che l'abbia imposto. Per un motivo semplice. Scusate, non importa, io ho mandato la richiesta al prefetto, il prefetto la manda giusto, al governo nazionale, la risposta al FAM. Non so se c'è l'Anticos, l'ho già comunicato, prima di dirlo poi l'ho comunicato all'Anticos, perché il fatto tecnico concreto è una dichiarazione da pazzo, perché io ho fatto una dichiarazione che può creare i problemi, perché i no contisti si sono già scatenati, prima ancora di sapere che sarebbe venuto a inaugurare, quindi non sto scherzando, già una volta hai sottovalutato un fatto su noi. Allora, io ho sentito la Digos perché ieri quel pazzo di Reina del partito no e del partito di Mister Bianco ha dichiarato che il costo del ponte di gran lunga inferiore a 1 chilometro di tram a Roma è preoccupante e bisogna stare attenti perché vabbè, è pazzo e la fiera non va inaugurata del pazzo, però qualcuno deve mandare, è il sottosegretario di Stato, vedremo come finisce, abbiamo 2 giorni, comunque la Digos è stato attento sul fatto che la chiusura sia a 8 euro. Io non so cosa rispondere per i ragazzi che vanno a vedere amici poco costa, perché anche se il raffronto con Grado non mi sembra idoneo, non vi faccio un esempio stupido. Io sono di Gradisca di Sonzo e conosco Grado molto meglio di voi, presuntuosamente. A Grado in questi giorni di taglio l'accendente vuole 5 euro in chiesa, se no ti spreco. Qua con 5 euro difficile da darlo, cioè la differenza è il reddito medio di Grado e zone vicine a quelle che Lignano non è molto distante tutt'altro, è 5 volte superiore al nostro reddito. Mi sembra alto per una famiglia con 3 persone che non ha nulla a che vedere col concetto. È un giorno in più, oltre alla fiera che abbiamo chiesto, noi abbiamo fatto del G7 bisogna entrare a 8 euro, quel giorno c'era ancora la fiera, sì. C'è ancora la fiera, quindi non può essere il concetto, può vedere anche la fiera. Sempre 8 euro. Sempre tutto con 8 euro. Potrebbe essere un giorno in più, fatto per anche oltre Grado, comunque lui lo fa a Viareggio con 25 euro dopo il mio, sì. 19, 24, insomma sono questi i prezzi. Cioè io ipotizzo che quando il ragazzino vuole essere sto concerto. No, per i ragazzi va benissimo, perché non penso che verranno a vedere. Ah, va bene. Io